Bentrovati amici, oggi parliamo della salute del cuore, in special modo delle aritmie, un disturbo, una patologia di cui soffrono tantissime persone. Parleremo anche di una metodica che è stata recentemente introdotta dal Policlinico di Catania. Vi ricordo subito, perché so che poi le domande saranno tantissime, vi ricordo anche il nostro numero di telefono che è il 342 7455 005, non telefonate, ma se volete rivolgere una domanda ai nostri esperti potete farlo con un messaggio. E vi presento subito i nostri esperti. La dottoressa Daniela Dugo, che è una cardiologa del Policlinico di Catania ed è anche un'elettrofisiologa. E adesso spiegheremo in cosa consiste. E in collegamento abbiamo il dottor Paolo Zappulla, anche egli cardiologo del Policlinico di Catania ed è elettrofisiologo. Termini particolari, ma che adesso cercheremo di spiegare meglio. Dottoressa, in cosa consiste l'aritmia? Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie per questo gradito invito e la possibilità di parlare, diciamo, alla popolazione generale. L'aritmia è un'alterazione del normale ritmo, della normale sequenza del battito cardiaco. Ovviamente rappresenta, come ha detto lei poc'anzi, un disturbo, ma è senza dubbio una patologia perché predispone a un non corretto funzionamento e lavoro del cuore e quindi predispone allo sviluppo di patologie associate, quale scompenso cardiaco, quale ictus, tutta una serie di comorbidità, quelle che noi definiamo comorbidità, associate a questo ritmo alterato del cuore. Ritmo alterato del cuore. Dottor Zappulla, è una patologia che riguarda solamente persone anziane o anche le persone più giovani, non so, degli atleti possono soffrirne? Buongiorno a tutti, grazie per la parola e per l'invito. La fibrillazione atriale è un'aritmia che colpisce per lo più la popolazione anziana, anche se negli ultimi anni si è diffusa anche nelle popolazioni più giovani, anche nei soggetti con età inferiore di 40 anni. Negli atleti non è un'aritmia così frequente, anche se ci capita nella nostra pratica clinica di visitare pazienti giovani che la sviluppano. Bene, ci sono delle cause che possono scatenare questa aritmia e soprattutto quando si è in presenza di un'aritmia, quanti devono essere i battiti del cuore di una persona sana? Allora, quello che diciamo la vita quotidiana ci dice, i giornali, i media ci dicono che i battiti sono nella norma quando sono sopra i 60 e sotto i 100 battiti al minuto. Ma non è tanto la frequenza, quando parliamo di aritmia non è tanto la frequenza l'importante, ma è proprio l'irregolarità del battito cardiaco, quindi la non sequenzialità di contrazione del cuore che quindi altera il suo funzionamento. Quindi è in certi chiaro momenti si possono avere 80 battiti, 80 in ma altri irregolari, in altri momenti 150, che ovviamente quanto più anziano è la persona, tanto più avvertirà il disturbo, l'affanno, l'affaticamento. E quali sono i modi per poter affrontare un'aritmia? Lo chiedo alla dottoressa Dugo, ma lo chiedo anche al dottor Zappulla. Il primo approccio che sicuramente il medico, cardiologo, elettrofisiologo deve avere nei confronti di un'aritmia è impostare una terapia antiaritmica volta a controllare l'irregolarità e in alcuni casi a limitare la frequenza eccessiva proprio per limitare i disturbi e quindi l'impatto sulla vita quotidiana. È chiaro che, come abbiamo detto, l'aritmia non consente un corretto funzionamento del cuore, quindi da elettrofisiologo non posso che dire che lo step successivo, non troppo ritardato, è quello di ripristinare il corretto funzionamento, il corretto ritmo del cuore. Ma andiamo per gradi. Come si rileva la frequenza cardiaca? Basta un elettrocardiogramma o bisogna fare qualche altra indagine per essere più... Le aritmie sono un po' insidiose, nel senso che non è raro incontrare nella popolazione generale persone che sono del tutto asintomatiche e in questo grandissima importanza hanno le registrazioni, il cosiddetto ECG Holter, quindi le registrazioni dell'elettrocardiogramma nelle 24 ore, nelle 48 ore, ma le sembrerà strano l'utilizzo anche di dispositivi come smartwatch al giorno d'oggi hanno consentito di ampliare quelle che sono le diagnosi di fibrillazione atriale o di comunque aritmia, spesso misconosciute dal paziente stesso. Quindi tutto sommato si può scoprire in tempo e anche in maniera piuttosto facile, senza come dire, trattamenti invasivi, se si soffre di aritmia. Si può inizialmente intervenire con dei farmaci? Lo chiedo al dottor Zappulla.
Sì, quando noi ci approcciamo a un paziente che ha delle aritmie, nella fattispecie la fibrillazione atriale, come primo approccio sicuramente è quella di correggere i fattori di rischio che possono essere alla base dell'aritmia stessa. Per esempio, se parliamo di fibrillazione atriale, soggetti obesi con reflusso gastroesofageo, e che sono tutte spine irritative che possono portare allo sviluppo della fibrillazione atriale stessa. Eliminato e quindi corretto lo stile di vita, sicuramente abbiamo a disposizione anche la terapia farmacologica che può aiutare nella gestione di questi pazienti. Quando corretti i fattori di rischio e terapia farmacologica, sicuramente l'ablazione rappresenta un trattamento fondamentale nella gestione di queste aritmie. Bene, già stanno iniziando le prime domande, i primi messaggi, magari aspettiamo ancora un po', così poi vi rivolgerò, insomma, uno di seguito all'altro, le domande che stanno arrivando dai nostri telespettatori. Vi ricordo ancora il numero, il 342 7455 005. Ma iniziamo dunque a parlare di tutti i metodi che si possono, oltre a quelli farmacologici, poi ci sono altre terapie, altri approcci che si possono avere per riportare a un battito normale il nostro cuore. Quali sono? Allora, nell'urgenza o comunque in maniera elettiva si può pensare a un ripristino del normale ritmo cardiaco mediante qualcosa a cui penso tante persone hanno ricorso, si chiama cardioversione elettrica. Significa erogare una scarica elettrica istantanea, ovviamente a paziente incosciente sedato, per resettare il ritmo cardiaco. È chiaro che questa è una soluzione immediata che non corregge però le cause sottostanti, quindi giustamente il collega, dopo aver citato la terapia farmacologica e la correzione dei fattori di rischio, comincia a parlare di ablazione, quindi di trattamento interventistico. Si tratta di un trattamento mini-invasivo, ci tengo a precisarlo, che però va a correggere, ad eliminare proprio il substrato anatomico responsabile dell'aritmia. Quindi, fatta questa scarica, cosa succede? Il cuore ritorna, si resetta, quindi sì, comincia a battere normalmente. Ma questo stato di cose poi continuerà oppure è solo temporaneo, per cui poi bisognerà, come dire, chi ha sviluppato altro. un'aritmia una volta è probabile che la svilupperà successivamente per una serie infinita di circostanze, anche un banale picco pressorio per un'arrabbiatura o, come diceva il collega, per un reflusso gastrico. Sembra strano, eppure i nostri organi di gastrite, di gastrite. Un reflusso. I nostri organi sono strettamente correlati, noi siamo abituati a vederli a compartimenti stagni, ma non è così. E quindi è opportuno pensare di correggere il substrato, quindi di andare a lavorare proprio sul muscolo cardiaco. E in questo senso interviene l'ablazione. Ogni aritmia riconosce un punto, un focus da cui l'aritmia stessa origina, quindi andarlo a eliminare, ad ablare, significa andare proprio a creare una cicatrice in quella zona, riduce il rischio che l'aritmia possa ripresentarsi. E il pacemaker, tanti anziani, tante persone lo hanno, non serve in questo caso? Il pacemaker corregge un altro tipo di aritmia, le cosiddette bradiaritmie, cioè quando l'attività intrinseca elettrica del cuore non è capace di garantire un battito efficace, cioè quando si va al di sotto di quei famigerati 60, 50, noi abbiamo persone che giungono in pronto soccorso con 30 battute al minuto, sono frequenze che non consentono di poter stare in piedi, ecco perché la gittata, quindi non arriva abbastanza sangue al cervello, quindi in quel caso il pacemaker corregge il battito troppo basso, regolare o irregolare, ma sono due cose distinte e separate. Talvolta coesistono, perché chi ha un disturbo del sistema di conduzione che richiede un pacemaker spesso presenta anche aritmie in senso tachicardico, quindi accelerato, ma sono due problematiche differenti. Che si risolvono in maniera diversa, Sì. quindi chi ha il pacemaker non è... potrebbe aver bisogno anche dell'ablazione o comunque di altri interventi? Sì, assolutamente sì, perché spesso e volentieri la presenza del pacemaker estrinseca un problema proprio di natura elettrica del muscolo cardiaco, sia in senso bradi, quindi troppo bassa la frequenza, sia in senso tachi, quindi troppo alta e possibilmente irregolare. Quindi troppe pulsazioni, troppe... È irregolare. È irregolari. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Continuate a mandare i vostri messaggi al 342 7455 005, rivolgeremo le vostre domande ai nostri esperti. Ci vediamo qui tra pochissimo, restate con noi.
Eccoci, stiamo parlando di aritmie, stiamo parlando anche dei modi in cui si può riportare il cuore a un battito regolare, perché stiamo dicendo proprio che l'aritmia significa che il nostro cuore non batte regolarmente, quindi ha degli sbalzi. Con noi la dottoressa Dugo e il dottor Zappulla. Dunque, ci sono delle domande che magari vi rivolgo da parte dei nostri telespettatori, poi continuiamo a parlare di aritmie e di come si possono affrontare, anche di questa metodica che è stata introdotta recentemente al Policlinico di Catania, che è l'elettroporazione. Capiremo in cosa consiste e in che modo può aiutare i pazienti. Qualcuno ci chiede da casa se c'è differenza fra l'aritmia sinusale e quella atriale. Allora, vuole rispondere il dottor Zappulla? Se ha sentito la domanda. Sì, allora, l'aritmia sinusale è un'aritmia benigna, correlata molto spesso alla variazione del respiro. Il capitolo delle aritmie atriali sono molteplici e sono invece delle forme che potremmo definire patologiche. E in questa famiglia rientra fibrillazione atriale o tutte le tachicardie sopraventricolari. Però l'aritmia sinusale è una condizione benigna. Perfetto. Un'altra nostra telespettatrice ci chiede, non parla di aritmie, parla invece del pacemaker che è stato impiantato a suo papà che ha 82 anni, dice che qualità di vita si può aspettare adesso, continuerà a sentirsi sempre fiacco, stanco, con poche energie, dottoressa? Allora, il pacemaker sicuramente proteggerà papà dalla bradicardia, quindi dai battiti troppo bassi, quindi se la stanchezza era secondaria a una frequenza troppo bassa, sicuramente in questo il pacemaker migliorerà e garantirà una qualità di vita migliore. Viceversa, se ci sono delle patologie associate, quali un cuore che non batte in maniera diciamo vigorosa, ovviamente il pacemaker non potrà risolvere al 100% la stanchezza lamentata dal signore. C'è un'altra signora che dice: dottoressa Dugo, ho eseguito il TIL test da voi, lei mi ha consigliato di fare l'intervento di neuromodulazione, ma ho paura. Qui entriamo nel capitolo di ablazioni che non correggono le aritmie ma correggono un'eccessiva risposta in senso bradicardico, cioè il cuore della signora batte troppo piano in relazione lento. A stimoli dolorosi, a stimoli noi diciamo vagali, che è il nostro sistema neurovegetativo. E allora si è visto che modificando anche in questo caso dei punti, andando a bruciare dei punti a livello del cuore, si riesce a cambiare il decorso e quindi la qualità di vita di queste persone. È una procedura relativamente veloce e sicuramente molto meno aggressiva in termini di lesioni rispetto ad altre aritmie che richiedono una procedura più lunga, quindi direi di risolvere il problema se effettivamente questo è invalidante. Certo, e adesso parliamo dell'elettroporazione, questa metodica che è stata introdotta, avete fatto già i primi interventi al Policlinico di Catania, vuole iniziare il dottor Zappulla a spiegarci in cosa consiste, se è troppo invasiva come tecnica, si fa in sedazione, il paziente insomma sentirà dolore, qual è il post, cosa avviene dopo questo intervento? Allora, faccio una piccola premessa. L'ablazione della fibrillazione atriale è una tecnica che viene eseguita per via percutanea. Nel nostro centro abbiamo a disposizione la possibilità di eseguire l'ablazione a caldo, a freddo e con questa nuova metodica che è l'elettroporazione. È un intervento mini-invasivo. Noi dalla vena femorale, quindi dalla vena che si trova a livello dell'inguine, portiamo all'interno del cuore questi sistemi. Noi abbiamo a disposizione 3 tipologie di energia: energia a caldo, quindi la radiofrequenza, l'energia a freddo, il cosiddetto pallone crio, e questa nuova metodica. Diciamo che le prime 2 metodiche si possono eseguire con paziente sedato ma non anestetizzato. La nuova metodica che abbiamo introdotto invece viene eseguita in paziente con un'anestesia più profonda, perché diciamo è più dolorosa, ma da un punto di vista proprio procedurale è più breve. Bene, infatti la regia ci sta mandando le immagini per farci comprendere cosa avviene, quindi con un sondino, se vogliamo essere un po' più chiari, voi da dove agite? Percutanea, quindi dalla vena femorale, dalla vena del femore, dalla vena a livello inguinale, c'è questa grossa vena. C'è questa grossa vena
Si inserisce questa piccola cannula e riusciamo a portare la nostra strumentazione all'interno delle camere cardiache, in particolare dentro l'atrio di sinistra, perché è lì che ormai 30 anni fa sono stati riconosciuti i punti che scatenano l'aritmia, e portiamo questa strumentazione che la regia ci sta mostrando con questo video proprio a livello delle vene polmonari, che sono i vasi che portano il sangue ossigenato al cuore. È pericolosa fare questa elettroporazione? C'è pericolo? Nel senso, sappiamo che qualunque intervento, anche prendere una pillola, ha le sue controindicazioni. Ecco, in questo caso quali potrebbero essere? In questo caso la tecnologia presenta le stesse complicanze di natura meccanica rispetto alle tecnologie presenti nel passato, nel senso che il rischio principale quando si lavora all'interno delle camere cardiache, a prescindere dalla tecnologia che si usi, è quella di manovrare in maniera incauta la stessa strumentazione dentro le camere cardiache e quindi perforarla. Levato questo incombente, che viene oltrepassato ovviamente con l'esperienza dell'operatore, è sicuramente una tecnologia che ha degli enormi vantaggi in termini di sicurezza, proprio in virtù dell'energia che viene utilizzata, che è altamente selettiva e specifica per le cellule cardiache, quindi per il tessuto cardiaco, e quindi va a preservare, come dicevo prima, tutto ciò che sta attorno, che spesso ignoriamo che esista, ma invece c'è, e con tutte le altre risorse energetiche utilizzate nel passato, in un certo senso si rischiava di andare a colpire. Dottoressa Pulla, le persone molto anziane possono sottoporsi all'elettroporazione? Sì, è un intervento selezionato il paziente in modo corretto, è un intervento che può essere eseguito anche nei soggetti anziani. Quindi non ci sono limiti di età o comunque patologie che possono... Non c'è limite di età, c'è una corretta selezione del paziente. Come anche ci dicono le linee guida moderne, come anche il messaggio anche che deve passare, che il paziente può eseguire l'ablazione quando rientra dopo essere stato correttamente selezionato. Quindi sono pazienti in cui noi abbiamo la possibilità di intervenire, che non hanno, diciamo, degli atri, un cuore troppo malato, e quindi possiamo correggere questo difetto. Tramite l'ablazione non è tanto un limite di età, è più un limite, diciamo, anatomico e strutturale. Immagino c'è una visita anestesiologica, quindi esatto. È l'anestesista che deve dire se quel paziente può sottoporsi a un qualunque intervento. Con molteplici comorbidità, è un paziente anche in cui diciamo non viene indirizzata questa tipologia di procedura. Comunque è una procedura che migliora la qualità di vita. Ecco, quanto dura, dottoressa? Allora, la durata è dai 45 minuti a un'ora, quindi è sicuramente più rapida rispetto alle tecniche del passato, ma se c'è un limite di applicazione probabilmente non è l'età, ma è il fatto che durante questa durata procedurale il paziente deve essere sedato, quindi la controindicazione non è l'età, ma eventuali controindicazioni alla sedazione. All'anestesia. All'anestesia. Chiamiamola in termini più espliciti per i nostri telespettatori. Qualcuno ci chiede, soffro di reflusso gastroesofageo, ne avevamo accennato poco fa, quindi abbiamo già, come dire, incuriosito le persone che ci stanno seguendo. Come si fa a capire se i disturbi che si stanno avendo al cuore sono dovuti a questo forte reflusso, a questa forte gastrite? E c'è una correlazione prettamente temporale. Finisco di mangiare, sento il classico rigurgito, la classica acidità, quella che chiamiamo acidità, e inizio a sentire il battito irregolare. Oppure mi chino per prendere qualcosa e sento subito che il cuore ha un sobbalzo. Ecco, quello probabilmente è una stretta correlazione fra un'incontinenza della valvola dello stomaco, quindi un reflusso gastrico, e l'insorgenza di aritmie in un cuore altrimenti sano. Ci tengo a precisare, perché se il cuore già ha una valvola che magari non chiude bene, o il paziente soffre di pressione alta, quindi se ci sono ovviamente altre patologie associate, il reflusso gastrico è solo la ciliegina sulla torta, ecco. Sì, infatti questo nostro telespettatore dice che soffre di ansia, prende caffè, stressato. Questo purtroppo fa parte di tutte quelle condizioni che noi definiamo stile di vita non corretto, che predispongono purtroppo, assieme alle malattie vere e proprie, all'insorgenza delle aritmie.
C'è un signore, un marito molto attento, molto affettuoso nei confronti della moglie, dice: voglio condividere con voi una preoccupazione che ho nei confronti di mia moglie, che si sta sottoponendo a delle sedute di chemioterapia. Dice: ho notato che subito dopo mia moglie ha i battiti intorno ai 50 per minuto, la pressione 140. Vorrei sapere se questa situazione possa rappresentare un rischio per la sua salute. Diciamo che nel caso della signora purtroppo si trova costretta ad affrontare delle terapie che cominciano ad essere incassate, se così si può dire, anche dal muscolo cardiaco, e quindi non è infrequente riscontrare delle alterazioni a livello sia di frequenza cardiaca sia di pressione nei pazienti che fanno purtroppo chemioterapia. Sono degli effetti collaterali che purtroppo sono prevedibili, previsti e che vengono monitorati. Non a caso i pazienti che si sottopongono a chemio, radioterapia fanno dei controlli seriati cardiologici comprensivi di ecocardiografia, proprio perché purtroppo conosciamo gli effetti che possono avere sul sistema cardiovascolare questi farmaci. Dottore Zappulla, vediamo se riusciamo a dare un consiglio a questo nostro altro telespettatore. Ha i battiti intorno ai 45 al secondo, è diagnosticata un'aritmia con periodicamente la pressione sanguigna minima sui 90. Che fare? Che tipo di accertamenti possiamo consigliare? Gli battiti a 40 dipende molto dallo stile di vita del soggetto. Diciamo che la bradicardia con dei battiti a 40-45 è una bradicardia che non ci allarma se il soggetto è completamente asintomatico. Per esempio negli sportivi è frequente trovare soggetti che hanno una frequenza intorno ai 45 battiti a minuto. Diciamo che la bradicardia diventa un allarme quando il paziente accanto ai battiti bassi lamenta anche dei sintomi, ma 40-45 in un ragazzo giovane di solito non è una frequenza che ci allarma. Per quanto riguarda la pressione, 90 credo sia la massima, anche questo è abbastanza frequente nei soggetti giovani, anche qui non è una pressione che desta particolare preoccupazione. Lo tranquillizzerei, dipende poi molto dal suo stile di vita, ecco. Certo, noi non sappiamo l'età di questo nostro telespettatore, non sappiamo che stile di vita ha, ma a proposito di stile di vita, qui come in tutte le malattie, come in tutte le patologie dobbiamo parlarne, per avere un cuore sano, per invecchiare in buona salute, cosa bisogna fare? Purtroppo mai come nel caso delle aritmie atriali lo stile di vita entra in gioco, tanto si figuri da essere nominato nei documenti, nelle linee guida, quindi nei documenti che noi medici seguiamo per il trattamento delle persone. È chiaro che quella che è una dieta sana, un'attività sportiva regolare, possibilmente non agonistica per lungo tempo, presuppongono poi una pressione controllata in assenza di farmaci, una non obesità, un'assenza di diabete e quindi a un migliore invecchiamento nel tempo del cuore e quindi all'allontanamento sempre più avanti negli anni dell'eventuale insorgenza di aritmie. E che dire delle persone che durante la settimana sono piuttosto sedentarie e poi la domenica si lasciano, come dire, si dedicano magari a delle lunghe corse o andare in bicicletta per tanto tempo, salite ripide. Ecco, questo fa bene al nostro cuore, alla nostra salute o addirittura è controproducente? Lo chiedo ad entrambi. Lei porterebbe una macchina che non ha utilizzato per tanto tempo al massimo dei giri in salita sull'Etna? Ecco, la mia risposta è no. È un esempio che faccio spesso alle persone con cui parlo, paragono il nostro cuore a una macchina a cui teniamo particolarmente. Quindi però la corsetta domenicale dove non ci si stanca molto invece può essere salutare, dottore Zappulla? Sì, è importante non esagerare, è importante seguire una terapia aerobica costante, anche più che correre delle lunghe camminate in un soggetto che non è allenato, ecco. Non ha senso sottoporre il fisico a uno stress eccessivo solo per un giorno alla settimana. Infatti quando noi vediamo i pazienti consigliamo un'attività fisica aerobica regolare, che sicuramente è l'atteggiamento più giusto. È un po' come il cibo, non ha senso mangiare tantissimo dal lunedì al venerdì e poi il weekend stare a digiuno.
Certo, ci vuole sempre, come dire, giudizio, la giusta saggezza in tutto. Continuano a chiederci perché effettivamente abbiamo un po' sollevato la questione, quindi continuano ad arrivare le domande sul reflusso e adesso l'aritmia ventricolare, se c'è una, ne abbiamo già parlato, magari vogliamo spiegarlo ancora meglio, così speriamo di fugare ogni perplessità, ogni dubbio a chi ci sta ascoltando. Allora, le aritmie ventricolari, ci tengo a precisare, appartengono a uno spettro di patologia diverso dalle aritmie sopraventricolari, che sono quelle in cui in maniera implicita di cui abbiamo parlato finora, perché provengono dal ventricolo, quindi dalla pompa, e cominciano a essere un attimino più importanti da valutare. E ci sono, come dicevo prima, noi vediamo il cuore a compartimenti stagni rispetto al resto del corpo, non è così, ci sono fattori che entrano in gioco, la tiroide, lo stomaco, sono tutti fattori che possono in qualche modo irritare il muscolo cardiaco, altrimenti sano. Però in un cuore che abbia delle extrasistoli ventricolari, prima di pensare solo ed esclusivamente alla spina irritativa a provenienza gastrica, è importante escludere che non ci siano effettivamente patologie a carico proprio del muscolo, quindi per esempio un'infezione che ha attaccato il muscolo cardiaco, una miocardite o una pericardite, quindi un'infezione che ha attaccato il sacco che protegge il cuore all'interno del torace, sono sicuramente da escludere prima di pensare solo ed esclusivamente allo stomaco, che comunque anche in questo caso può fungere può dare il là, ecco. Sì. E chi soffre di tiroidite autoimmune, ecco, in questo caso c'è correlazione? Assolutamente sì, perché la tiroidite, con un aumento nel corpo degli ormoni tiroidei, FT3, FT4, la tiroxina libera, determina uno stimolo aumentato sulla aritmogenicità delle cellule cardiache, quindi non è infrequente trovare persone con tiroidite che viaggiano a frequenze più elevate o che presentano extrasistolia, quindi battiti irregolari a provenienza sia dagli atri che dai ventricoli. E in questo caso allora bisogna correggere la causa primaria, sempre. La tiroidite, che comunque in prima è battuta la tiroidite. Quindi vabbè, ci sono dei farmaci proprio specifici per l'infiammazione tiroidea, e poi si dà la tiroxina, quindi l'integratore, la sostituzione dell'ormone tiroideo se effettivamente la tiroide è andata poi in insufficienza, ecco, in ipotiroidismo, quindi la tiroide è danneggiata, non produce più il quantitativo sufficiente di ormone. Però sono tutte circostanze che vanno sicuramente attenzionate ed escluse, assieme però a una patologia intrinseca del muscolo cardiaco. Certo. Non va mai guardato nulla in maniera singola e a parte. Eh sì, perché il nostro corpo è così complesso, ma è anche un tutt'uno, e quindi ogni organo si relaziona con gli altri. Quindi anche la medicina sta andando proprio verso questa visione più olistica, sì. Ecco, il paziente viene visto nella sua complessità e in tutta la sua anche specificità. Io ringrazio la dottoressa Dugo, ringrazio anche il dottor Zappulla, grazie per aver risposto anche ai nostri telespettatori, grazie per averci parlato di questa metodica dell'elettroporazione che viene adesso da poco tempo effettuata anche al Policlinico di Catania. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.